Insigne non ne salta una. Allora, ragazzi, non giudicate, don't be judgy, American Pizza. Per il secondo posto ricordo che l'Atalanta ha vinto, quindi 2 punti davanti in da questo spiegare. momento. Paladella La e Lazio pane, 75 deve giocare, l'Inter è uno slice, non è la pizza. Oh, this is a little bit thinner. E sappiamo che in teoria Date un Island Slice. E questa invece è carciofi. Concentrati. Focus. Mamma mia, Mario Rui, subito. The ugliest shirt I've ever seen in my life. Bravo! Già centrale. Zielinski, un poco di voglia. Credo che la guallera. Dai, no, così no, Ma proprio senza proprio opporsi. Di Mili che controlla in area. Vabbè, ma non... Zielinski scende. Cazzo! Insigne Oh my god. Bravo Politano. Vai, deve ammonire a questo punto. The other sub challenge. Oh no. Dai. Che porta la palla sul sinistro, Andanovic. No. Eccolo là. Ecco, no, non ci credo, te lo sei mangiato. E questo era assist di Yusai. Non so se vi rendete conto. Ad accelerare, attaccare. No, vabbè, niente. Borca Valero. Bravo Meret. Qua è proprio fallo netto. Non lo tocca il pallone, tocca solo la piede. Se n'è andato. No, a un certo punto devi tirare prima, però. Brozovic, grandissima parata di Meret. Che parata! Ricapitolando, ma per me mi sa che abbiamo iniziato distratti, un po' pure io ero distratta a pizza, cose, quindi capisco sotto un certo punto di vista che manca la concentrazione, ci fanno gol subito, dopodiché cominciamo a giocare e siamo stati più pericolosi noi, o no, o sbaglio, che siamo stati più pericolosi noi, che Andanovic ha dovuto fare tutte le poi pure Meret, giustamente, ma poi hanno ripreso a fine, cioè inizio Inter, Napoli, fine primo tempo Inter e Koulibaly sta perdendo il duello con Lukaku, lo dico. Dai, pigliati sta palla, dai, approfitta. Cerca la conclusione col destro Mario Ru e Yam. Non è che tutti quelli che giocano là diventano Yusai. No. Arriva il cross arretrato insieme. Braccio. Non scherziamo. Dice di avere il braccio attaccato al corpo. Non c'entra. Dai, non scherziamo. Ne avete dati 6.000 così. Va proprio così. Si mette proprio proprio volontariamente si gira così. Gesù, non l'hanno dato. Dai. Molto attaccato. Ma lo vedi che... Ma dai, ma siete proprio disonesti. Mo sembrava. Ma lo vedi che si gira proprio così, col gomito così. Non aumenta. Maronna, mi basta. Sì, ma solamente contro di noi questo aggiustamento, capito? Hanno dato rigori a Iosa per far vincere il campionato alla Juventus, quelli dell'Atalanta, quelli là... Maronna, stiamo giocando solo noi. Vogliamo essere onesti. Qua non si ammonisce, E poi c'è il fallo di Barella. Vuoi ammonirlo a questo Cristiano o no? Vedere questo intervento. Mamma mia! Ed è sempre Barella che doveva essere ammonito 3 volte! Mamma mia, che scandalo! Mamma mia! Elmas la porta sul sinistro. Bravo! Cazzo! Movimento di Lukaku, va alla conclusione, Lautaro! Martinez! Una roba innocua da quella posizione, da quella distanza, come ha fatto a non arrivarci? È proprio la mancanza di concentrazione, non c'è niente da fare. Hai fatto un primo tempo dove hai parato l'impossibile e qua non ci arrivi, non ti allunghi. Il Napoli ha fatto tutta la partita il secondo tempo, ma non serve a niente. Sono allenamenti. Lo volete capire che sono allenamenti? Maronna mia, Milik, veramente, mamma mia, niente, nessun apporto. Proprio niente, il nulla. Non avete anche voi quella sensazione che non vedete l'ora che finisca? Ma non solo questa partita, proprio il campionato. Che vedere la Lazio sarà uno sperpetuo anche la Lazio? Perché non ce la fanno più loro, non ce la faccio più nemmeno io. Mi rendo conto. Vedete? Si sbadiglia. Quell'altro è andato a fare un pisolino dall'altra parte. Ma per forza. E dai, fallo da dietro. Basta! Ma ce l'hai che non siete altri. Non arriva. Cazzo. C'è un pestone di Koulibaly su Maximovic. C'è noia nella stanza, è vero?
Ma può bastare decisamente, che palle, 2 coglioni fino a terra. Insomma ragazzi, ricapitolando, voi siete bellini e non ve l'ho nemmeno detto, siete ancora più bellini a guardarvi una reazione di una partita di una noia senza precedenti, dove... Ma perché dobbiamo fare brutte figure? Io non sto capendo. Allora, lasciatemi premettere arbitraggio scandaloso sotto molti punti di vista, non solo le ammonizioni che non vengono chiamate, il fallo di mano funziona contro tutte le squadre tranne che contro di noi, il fallo di Barella, quell'altro su Maksimovic in aria, nemmeno chiamato. Lasciamo perdere tutto, veramente tutto storto a livello arbitrale. Non voglio nemmeno parlare di partita rubata, perché non abbiamo dato nulla a questa partita per dimostrare che la volevamo vincere. Cioè non mi è sembrato mai. E anche l'allenatore, perché l'allenatore che mi toglie Zielinski là, stai dando il messaggio alla squadra: va bene ragazzi, la sgambatura è fatta, Zielinski adesso si va a riposare, adesso entrano quelli là che non hanno giocato, entra un po' Gulam, entra un po' Malqui, cioè non c'è proprio la volontà di ribaltare questa partita, e allora è giusto che ci facciano il 2-0, non che loro abbiano fatto niente di che, siamo anche onesti sotto questo punto di vista, ma che ha fatto Stinter? Siamo entrati noi male in campo, gli abbiamo regalato il primo gol, il secondo gol un gioiello di Lautaro che ha ingarrato l'angolino con Meret leggermente in ritardo, sì, va detto, e basta, fondamentalmente, e basta. Qualche lancio su Lukaku che ci mette un po' in apprensione, ma sinceramente riguardando la reazione c'era poca roba, c'è poco da vedere in generale. C'è un buon Insigne, c'è un Insigne che, sto cercando di capire, di ricordare, un Insigne che è sempre in palla, che sembra che è l'unico che lo voglia fare. Pochi spunti Politano, pochi spunti Lozano dopo, Dem sì, equilibrato, Elmas sì, ha fatto anche qualche dribbling così, Zielinski è andato al tiro, cioè tutte cose diciamo sulla sufficienza o poco sotto la sufficienza, e si galleggia senza infamia e senza lode, forse un po' di infamia sicuramente senza lode, perché non si merita così. E Milik il solito, non penso che farò una pagina, non credo proprio se lo meritano. Se avete voglia di un altro video vi andate a vedere la live con Angioletto, che è stata interessantissima, quindi vi andate a rivedere la live. La sto anche tagliuzzando e la sto mettendo sul podcast per il vostro piacere, nel caso state facendo altre cose. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Un'altra tazza è partita per l'amico Salvatore Cozzolino, lui ha preso addirittura quella con la scritta subscribe. Roba senza precedenti.